Mestre e Marghera. Durante un servizio di controllo, gli uomini della Guardia di Finanza hanno arrestato due spacciatori. Il primo a Marghera tra sabato e domenica. Perquisito, un napoletano di 22 anni con precedenti è stato trovato senza documenti e con 32 pasticche di MDMA e circa 10 grammi di hashish, pronti per essere venduti. Tra lunedì e martedì, invece, un'altra pattuglia ha intercettato un 35enne tunisino nei pressi della stazione ferroviaria, mentre si aggirava probabilmente in cerca di clienti. Alla vista dei militari ha provato a dileguarsi entrando in un bar e cercando di uscire dalla finestra, ma è stato bloccato mentre gettava a terra un involucro di cellophane con 15 grammi di eroina. Il 35enne clandestino è stato arrestato e condannato per direttissima a 1 anno e 8 mesi di reclusione più 2.000 euro di multa. Campalto. Una negoziante 71enne, dopo aver salutato la figlia con cui gestisce il negozio, si è incamminata verso casa, ma arrivata vicino al portone è stata spinta a terra da quello che le è apparso un giovane sui 25 anni che aveva visto in precedenza e che le ha afferrato la borsa con 400 euro all'interno e alcuni effetti personali. Poi è fuggito. Per la donna una lieve lesione all'anca. Poco dopo è giunta la polizia. Gli agenti non escludono che il rapinatore possa avere un complice. Mestre ha contattato la polizia spiegando di trovarsi in una casa di appuntamenti di cui, secondo sua ammissione, è frequentatore abituale. Questa volta però la prestazione non è stata di suo gradimento e ha iniziato a protestare. A quel punto racconta di essere stato aggredito e derubato da due uomini. La volante, giunta sul posto, però non ha trovato nessuno, nemmeno il richiedente, ricontattato senza successo. Gli agenti hanno trovato l'appartamento di Via Piave, ma anche qui nessuna risposta.